Quarta corsa del convegno, tanti ritirati con il numero 2, partiamo da lì, Fiaccola di Risaia con Luongo, Forever di Casei con Berry, Frankie Bright con Garruto, Kidea di Casrouche con Dinardo e termina la prima fila. In seconda fila abbiamo con l'otto Fatima delle Lame Scatolini, Ether and Leader con Farolfi, Formidabile Caff con dell'Annunziata e poi andiamo alla terza fila, Face to Face SBF con Miniero, Fraser Joe con Angeletti e Fiston Bigi con Mango. I cavalli si stanno già allineando per la partenza, sono in due che se la giocano e sono il 4 di Frankie Bright e il 5 di Kidea de Casrouche, e Kidea de Casrouche mette qualcosa davanti, si entra in curva e non mi sembra che ci possa essere un'opposizione davvero determinata di Frankie numero Bright. 8 Fatime delle Lame squalificato. Kidea de Casrouche è dove tutti si aspettavano che fosse, cioè davanti a tutti, e arriviamo al primo numero 3 Forever di Casei squalificato. 15-2. Ci sono ulteriori squalifiche della corsa per cui il gruppo si riduce ulteriormente, ne avevamo persi 5 prima del via e adesso attivi ne rimangono, se vedo bene, 9. Arriviamo ai 400 metri passati in 33, quindi senza stoppare troppo ma senza neanche fare un'andatura particolarmente, ma anche andando così Antonio Di Nardo prende comunque il largo, lui è davanti, Frankie Bright in seconda posizione e poi abbiamo Fiaccola di Risaia in terza posizione aveva Vupi della Nostrera con Formidabile Caff, mentre a destra arriva il numero 15 di Fiston Bigi. Arriviamo davanti alle tribune, dietro Fiston Bigi abbiamo il numero 9 di Ether and Leader, che è un altro cavallo su cui ci sono delle aspettative in questa corsa. Siamo passati agli 800 metri, 1, 4 e 5, quindi di tutto comodo, e Antonio Di Nardo è saldo leader quando arriviamo ormai al chilometro e il gruppo comunque è abbastanza frazionato dietro i primi due. Nessuno sembra avere, nonostante l'andatura 1.15.3, ora accelerato ovviamente il leader, nessuno viene avanti, ci prova forse Formidabile Caff ma non sembra avere la stamina per poter arrivare, prova a mettere la testa a destra, paletto in 14.8, Antonio Di Nardo non vuole sapere ragioni da parte di nessuno e quindi prova a prendere quel margine per poter arrivare al palo. Numero 15 Fiston Bigi squalificato. Termina la curva ancora con una buona sicurezza, ancora 14.8 anche per la curva, entra in retta d'arrivo, viene comandato, il palo si avvicina, Kidea de Casrouche davanti a tutti, Frankie Bright prova a difendere la seconda posizione ma arriva al suo interno Fraser Joe che probabilmente lo copre, ma dovremo andare a vedere la fotografia. 1.14.9 per concludere questo rotolo per la vittoria di Kidea de Casrouche. Antonio Di Nardo se la porta a casa. Per il secondo posto abbiamo una fotografia tra il numero 4 di Frankie Bright, anzi no, non Frankie Bright ma addirittura è Fiaccola di Risaia che dall'interno probabilmente prende la seconda posizione superando gli altri avversari. Adesso lo riguardiamo un attimo nel dettaglio se si riesce a capire qualcosa di più. Quindi il 5 davanti a tutti, poi il numero 2 probabilmente secondo e il numero 14 terzo, quarto Frankie Bright, al quinto posto Foscolo, non riesco a capire l'ultimo, è Fiaccola, Formidabile Caff con VP dell'Annunziata a completare il quintetto dei superstiti.